Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati al Vittorio Veneto Film Festival. Come state? Oggi abbiamo lanciato un esperimento, abbiamo fatto la pre-diretta della diretta e sono qui con voi con il regista di Bernie e il giovane faraone in competizione per la fascia di Sant'Augusta. In America hanno definito Tim Burton il Marco Chiarini, no, mi sono confuso. L'hanno definito, com'è che era Marco? Bene, sono qui con voi con il regista Marco Chiarini, eccolo qui su Instagram, eccolo qui sui vostri schermi, adesso abbiamo anche il monitor e bentornati. Ciao Marco! Sono muto? Sei muto? Però mi dice l'host ti ha mutato. No, ti abbiamo mutato perché come Trump stavi dando commenti poco appropriati per il nostro pubblico. Inserisci Marco. Eccolo, Eccomi qui. Ma per ci vedere, siamo. ok, quindi questa nuova piattaforma come funziona? Io adesso vedo in alto a sinistra c'è un occhietto con 0. Com'è possibile se ci siamo Esattamente. noi? Dovremmo essere già in 2. Siamo già in due. No, Non vedi tutto il pubblico, però ok. siamo ufficialmente in diretta. Buongiorno Marco, come stai? Buongiorno, sono felice di essere qui. Salve a tutti. Non vedo il pubblico che ci sta seguendo numerosissimo da casa, però posso confermare che siamo in diretta, sono le 9:21. Ah, ma si deve collegare anche Jacopo, no? Non lo vedi ma lo vedrai, non lo vedi ma lo vedrai se poi riusciremo ad avere delle domande in diretta anche delle altre classi, ma è con noi anche l'attore del tuo film. Abbiamo con noi Jacopo, che salutiamo. Buongiorno Jacopo. Eccolo lì. Ciao a tutti. Ciao Jacopo, grazie mille di essere qui con noi. Allora ragazzi, il vostro film è online da ieri, dalla terza settimana del Vittorio Veneto Film Festival 2020, 10ª edizione, per cui da ieri è possibile visionarlo sulla piattaforma. Questo incontro è fatto proprio per dare la possibilità al pubblico che ci segue da casa di conoscere il film e gli autori del film prima ancora di visionare la vostra opera. Settimana prossima inizieranno le votazioni, quindi mi raccomando, è la migliore opportunità per voi per fare propaganda, per dire di votare il vostro film. Marco, vuoi iniziare tu raccontandoci velocemente qualcosa, qualche aneddoto gustoso? Beh, la cosa più curiosa che vi posso raccontare è che a un certo punto, quando sono stato coinvolto per girare questo film, mi hanno chiesto diciamo, se mi piaceva il mondo degli antichi egizi, se avessi studiato, eccetera. Ovviamente, come tutti i bambini, sono rimasto da quando ero piccolo affascinatissimo da questa civiltà straordinaria, ma il fatto solo che esistano delle mummie già li rende questi egizi antichi già al primo posto per tutti i bambini. Sono affascinanti come i dinosauri, sono allo stesso livello. Però poi c'era Anch'io, un sempre dettaglio in stato. più. C'è un dettaglio in più che, allora, i dinosauri affascinano i bambini in generale perché sono morti, cioè sono degli animali super pericolosi, però il bambino sa che sono morti, quindi non li potrà mai trovare, quindi ci si può affezionare, mentre un serpente è sempre un po', capito, non ti puoi affezionare troppo a un serpente tuo amico, ma anche i genitori sono un po' spaventati di questo. Certo, Però il l'estinzione li ha dettaglio che mi ha cancellati dalla nostra agenda. il dettaglio che mi ha fatto vincere il challenge, la sfida per ottenere io la regia di questo film è stato che ho portato alla produzione 302 Disney Italia un piccolo, non cimelio, però un qualcosa che io avevo a casa, che io avevo acquistato per mio figlio anni e anni prima, pochi anni prima. Ovvero questo, ve lo faccio vedere in diretta, guardate, io avevo a casa questa cosa qui, la piramide dei Playmobil, vedete? Si vede? No,
con tutti i Bellissimo, passaggi segreti, tipo questo, guardate che figo, questo qui, bellissimo. con Valore, dentro. valore all'asta dopo il film. Questa la vendi con il cofanetto, vero? Guardate qui, guardate questo che figo qui, Aspettate, ecco qui, io muovo questo e si muove la porta, guardate. Oppure di Cioè, qua, fighissimo, Oh, qui. tutta la sceneggiatura era lì. Non per spezzare il tuo aneddoto, ma fammi chiedere direttamente a Jacopo. Jacopo, ma tu questo oggetto l'avevi visto? Marco ti ha raccontato così il film? Ti ha portato dentro la sua piramide o com'è andata? No, 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 ha ragione Marco, tutto il film è stato girato all'interno di quella piccola piramide, sembra che sia stato girato all'interno del Museo Egizio di Torino, ma alla fine era soltanto per fare scoop. Ah, E stavamo un po' stretti comunque, i potenti ho girato mezzi tutti lì dentro. cinematografici hanno reso la piramide un mondo fantastico. Un mondo fantastico. No, e quindi Esatto. questo è solo uno dei tanti oggetti di scena che vi ha introdotto in questo mondo, nel vostro piccolo universo che avete ricreato? Sì, allora se rispondo io sì, questo è stato il gancio, diciamo, che mi ha dato la possibilità di convincere i produttori che io potessi essere il regista adatto per questa storia. Dopodiché abbiamo cominciato, io mi sono documentato, come penso abbia fatto anche Jacopo, in generale come si fa per un film, siamo entrati con tutte le scarpe dentro e avevamo deciso a monte che sarebbe stato un film, come probabilmente vedrete, sarebbe stato un film che per necessità avrebbe dovuto raccontare questo mondo in maniera molto veritiera, anche se il film è un film fantasy, doveva raccontare il come se fosse in maniera più realistica e verosimile possibile. Cioè, se una mummia tornasse viva per un incantesimo, cosa Sì, succederebbe? Non è che si metterebbe a volare, non è che avrebbe le ragnatele come l'uomo ragno, perché certo, in ogni film fantasy, questo lo sanno tutti, c'è una rigida regola logica ancora più rigida della realtà. Nella realtà possono succedere dei miracoli inspiegabili. In un film di fantasy assolutamente no. Se c'è una regola, quella è. Non è che Spider-Man può d'improvviso avere gli stessi, non è che può diventare invisibile Spider-Man, né l'uomo invisibile può avere le ragnatele dalle mani, no? C'è una logica e certo. quella è. Quindi abbiamo lavorato così anche con Jacopo. Con Jacopo, Jacopo tutto. com'è stato per te lavorare con Marco, lavorare a questo film ed entrare in questo magico mondo egizio? Allora ti dico soltanto che la prima scena che abbiamo girato, almeno la prima scena che io ho girato, ma proprio primissima, io mi sono ritrovato in meno di due ore imbardato in un sarcofago di bende, era veramente una cosa super ciccona, era praticamente un giubbotto. Le costumiste hanno realizzato una specie di costume costituito da un giubbotto e attorno ha messo delle bende. Quindi io mi sono trovato in questo giubbotto a camminare per il Museo Egizio di Torino, tra l'altro chiuso durante quegli orari. E quindi la prima scena che ho girato mi sono subito dovuto calare nei panni della mummia e quindi girare attorno alle reliquie bardato in questo giubbotto. Ma è A un fantastico, è cer- fantastico. Beh, a un diciamolo certo anche per... punto, a un Vai, certo vai punto Marco. Jacopo ha detto basta, levatemi questo È giubbotto, se vero, no è vero, svengo. è vero, è successo. Se no Praticamente svengo. ero in un sarcofago, mi avete tenuto così 2 ore. Mami. Sì, sì, veramente. Allora, questo è un aspetto straordinario di Jacopo, che è un vero professionista del mondo del cinema, perché tutti i ragazzi, i bambini, i telespettatori pensano, la maggior parte, che lavorare nel cinema e fare l'attore, soprattutto l'attore ragazzo, giovane, sia un passatempo come un altro, sia un divertimento che ti capita, è bellissimo, se hai tutti gli occhi addosso e via così. È vero, è vero. Invece, E invece, questa è la invece percezione, e questa è la la percezione. percezione dice, vabbè, allora Jacopo si è divertito, non è andato a scuola, che figo, che bello. Cioè, invece, ahimè,
in set di professionisti come questo, come quello che abbiamo vissuto, c'è un'attenzione, occorre una professionalità da parte dei bambini o dei giovani attori quasi superiore a quella degli adulti. Perché? Perché ovviamente un bambino, un ragazzo tende a fare, cioè a essere più libero, ad avere meno pazienza. Quindi, e invece c'è da stare attenti, stare concentrati, stare in silenzio, non si può essere più spontanei come si vorrebbe essere. E quindi Jacopo è stato straordinario perché c'era la prima scena, era appunto vestito e messo dentro questo sarcofago che era abbastanza scomodo, perché i sarcofagi, lo sanno tutti, sono scomodissimi perché non è che hanno l'imbottitura, perché ci va un morto dentro, un morto Certo. stramorto. Quindi mentre lui ci è dovuto stare e urlava adesso svengo! E noi no, zitta! E questo, e quindi, però è stato veramente tipo un'ora e mezza immobile, così si poggiava, ma senza, e sudava perché era tutto bene. Perché questo? Perché levarlo da lì dentro, ricucirgli addosso, era cucito addosso tutto lo scafandro che aveva, che era molto realistico, sarebbe stato talmente troppo dispendioso di tempo che si è preferito farlo soffrire con un cinismo straordinario, Cioè lì, se avessimo avuto un cane in scena, l'avremmo probabilmente trattato con più affetto. No, ma a parte tutto è stato bravo perché noi ovviamente non puoi svestire e ricambiare tutto, quindi lui lì è entrato con grande concentrazione nel suo ruolo di attore professionista e serio, quale lui poi è, perché questa non è stata la prima esperienza per lui, già lo avevamo capito ai tempi dei provini e quindi poi si è dimostrato così. Perché, attenzione, Jacopo non è che... Jacopo è un Raccontaci, attore... raccontaci Sì, dal tuo punto di vista, dal tuo punto di vista egizio, qual è stata l'esperienza, oltre questa del sarcofago appunto che ci avete raccontato, qual è stata l'esperienza più difficile e se è vero quello che diceva Marco, quanto impegno, quanto studio ci vuole per realizzare un'opera come questa? Allora, innanzitutto volevo concordare con quello che aveva detto Marco, che molti ragazzini pensano che recitare e andare a fare un film sia una cosa molto spensierata, divertente certo, assolutamente, perché per me è il lavoro più bello del mondo. Pensano che sia comunque un giochino che tu fai e in cambio vai in televisione oppure hai dei soldi, ma non è assolutamente così, perché innanzitutto c'è un lavoro di preparazione dietro proprio, dal punto di vista del personaggio, un lungo percorso di preparazione e poi soprattutto bisogna comunque mantenere la concentrazione, poi anche una certa serietà, non è che magari tu un giorno decidi no, io non voglio mettermi il costume, no, io non voglio fare questo. Cioè, a qualsiasi ora, certo io sono minorenne, quindi dovevo lavorare in una certa fascia di ore, però comunque in Certo. quelle ore tu devi essere disponibile a fare quello che ti dicono. Ripeto, per me è il lavoro più bello del mondo, perché se tu riesci a ehm, ricavare un guadagno facendo quello che ti piace di più, allora sei tutt'altro che scemo, cioè nel senso, secondo me è la migliore cosa del mondo. Poi tu mi avevi chiesto di Assolutamente. parlare dell'esperienza, di un'esperienza, insomma, non bellissima durante il set. Io parlo per me, vabbè, oltre al sarcofago, mi ricordo che oltre al caldo c'è stato il grande freddo. Quando mi hanno tenuto su una barella, legato, non so quanto fosse legale sta cosa, in un seminterrato di un ospizio, perché la scena richiedeva che io fossi legato a questa barella in un seminterrato. E quindi praticamente tra un ciak e l'altro, quando davano lo stop, arrivavano l'aiuto regia, i costumisti, le sarte, a mettermi 30.000 cappotti addosso con sotto una stufa. Comunque io alla fine ero della scena più tremante, comunque alla fine del ciak. Abbiamo, Così. mi dicono una domanda dalla scuola che ci legge la nostra Aurora dalla regia. Buongiorno Aurora. Ciao, e dalle scuole chiedono come hai iniziato
Un attimo ragazzi, scusate. Da che scuola innanzitutto ci arriva questa domanda? Perché come sapete ci arrivano domande su diverse piattaforme. Questa qui ci è arrivata direttamente dal sito e dice... Chiedono a Marco come è iniziato il suo lavoro da regista. Allora, io da quando frequentavo la scuola media, avevo una telecamera piccola e con quella provavo a fare, con i miei cugini andavamo la domenica, ci riunivamo e provavamo a fare dei piccoli video. Poi un mio amico mi raccontò, mi spiegò come si poteva girare schiacciando il tasto, cioè senza andare poi a montare, perché quando ero ragazzo io non c'erano questi sistemi più semplici e intuitivi che ci sono adesso, oggi. Quindi io ho girato il mio primo cortometraggio, l'ho girato registrando sul nastro che scorreva, stoppando, cambiando scena e rigirando, una cosa invereconda, orribile, invedibile. Un film dell'orrore in cui... Permettimi di dirlo, quello che veniva definito il montaggio in camera. Esatto, cioè girare in ordine cronologico dando rec and stop a ogni singola scena. Esatto. E La bellezza della cosa. E questo è stato l'inizio, il mio primo arrivo nel mondo dell'audiovisivo. Dopodiché ho frequentato tutte le superiori, ho iniziato a frequentare l'Accademia di Belle Arti in scenografia ad Urbino, pensando che la mia vita fosse la scenografia teatrale. Una volta poi mi sono imbattuto in uno spettacolo teatrale dentro l'Accademia di Belle Arti, in cui c'era la necessità di girare un contributo video con la telecamera. Io l'avevo, ma la utilizzavo giusto per raccontare la mia vita, come se adesso si usa il cellulare soltanto con 0 follower e 0 persone a cui far vedere, era solo materiale da mettere da parte. Però sei stato un disegnavo dei vlogger. Sì, però era un blog che io potrei aprire adesso con materiali di 30 anni fa. E quindi lì, quel giorno, e questo è un invito che faccio a tutti gli studenti, ma penso sia successo anche a Jacopo e a tutti, o anche ai preti che prendono la vocazione, ho sentito proprio un'attrazione straordinaria verso quel modo di lavorare, cioè avere una telecamera che riprendesse la realtà con un obiettivo, con uno scopo, non semplicemente per raccontare. Certo. Io ricordo esattamente come, diciamo, sentivo come se il tempo in quel momento si bloccasse. Io adesso, se dovessi dire quanto tempo durò quella mia prima esperienza lì, potrei dire che è durata una settimana o un minuto, non lo so, perché in quel momento ho avuto come se vivessi in paradiso. E da quel momento ho capito che quella doveva essere la mia strada, quindi ho studiato ancora per 3 anni ad Urbino per finire quella scuola, sono arrivato ad averne 24, mi sono iscritto a quel punto al bando di concorso del Centro Sperimentale di Cinematografia, che era la scuola a quel tempo la più importante e prestigiosa d'Italia ed è stata la prima nel mondo, quindi la più importante, dentro e davanti Cinecittà è un centro importantissimo. Lo è tuttora, l'abbiamo citata più volte all'interno delle interviste e mi permetto di dire che lo è tuttora, la scuola più importante di cinematografia in Italia. E da quel momento... È ovvio che... Quindi in quel momento, attenzione, si entrava per concorso come si entra ancora oggi, quindi c'erano 300 rotti studenti che volevano entrare, io arrivai, mi ricordo, secondo e quindi entrai. Se fossi arrivato primo mi avrebbero dato la borsa di studio, arrivai secondo. Quindi eravamo in 6, ho frequentato questo corso per 3 anni e lì ho imparato tecnicamente cosa significa essere regista, tecnicamente ma soprattutto a livello, diciamo, poetico, emotivo, di linguaggio soprattutto. Al di là di saper, c'è una citazione famosa, Orson Welles, che è un grande regista, diceva, ma questo lo sanno tutti, che per imparare a girare un film con la telecamera occorre più o meno una settimana di tempo. Cioè se io prendessi uno studente, anche uno di questi che ci sta seguendo, e mi mettessi una settimana sotto a spiegargli le regole, lui in una settimana saprebbe girare un film, ma probabilmente già lo sa girare, già ha imparato da solo. Girarlo. Orson Welles diceva che invece ci vuole molto più tempo, una vita,
per imparare a dirigere un film, cioè far andare quello che giri bene, farlo andare nella direzione che ti occorre, che ti serve, emotiva, poetica, per creare tutto quel senso di quello che stai girando che va più verso l'arte e non verso il racconto straordinario che tu fai di una vicenda. Certo, Cioè, hai ragione. Grandissima, grandissima citazione, tra l'altro molto vera, e lasceremo a voi ragazzi che ci seguite da casa o da scuola capire cosa effettivamente questo significa. E la cosa pazzeschissima, mi permetto io di dire, che poi dopo aver chiuso questo ciclo di studi al centro sperimentale sei tornato, ma come docente. sì, sono tornato, poi dopo vari anni, poi ho girato un film, L'uomo fiammifero, nel 2000, è uscito nel 2009, anzi 2010, finito nel 2009, poi dopo questo film sono stato richiamato al centro sperimentale, sia alla sede Lombardia che alla sede Abruzzo, a insegnare regia. Poi sono tornato anche all'Accademia di Belle Arti a insegnare fondamenti di regia e tuttora adesso lavoro spesso come formatore sia dei docenti che degli studenti per il linguaggio audiovisivo, per il cinema, nelle scuole Ma è di ogni fantastico. ordine e grado. Tra È l'altro, una- ragazzi, oltre che Berni, il giovane faraone, ovviamente in concorso Vittorio Veneto Film Festival, vi suggerisco di andarvi a vedere L'uomo fiammifero, opera prima di Marco Chiarini, se non sbaglio anche vincitore di 3 nastri d'argento, dico bene? No, no, allora l'uomo fiammifero non ha vinto un Argento, ha vinto un corto che potete trovare su YouTube che si chiama Omero Bello di Nonna, che secondo me è Omero interessante. Perdonami, hai ragione. Omero Bello di Nonna Però è interessante. era finalista sia Ai negli David, effettivi. che è stato in nomination come miglior regista esordiente e migliori effetti speciali ai David di Donatello del 2010, che è un riconoscimento molto importante. La nomination significa che 5 vanno in finale alla shortlist. I Davide Donatello, sì, per chi non lo sapesse, sono gli Oscar italiani. Però mi dicevi che tutto questo è nato perché sin da giovane, proprio utilizzando la prima telecamera, anche perché sei cresciuto in quel fantastico centro policulturale iperstimolante che è Teramo in Abruzzo, dico bene? Sì, dici bene, tu fai ironia, ma nella tua ironia, che è giustamente ironica, e deve essere ironia, però c'è una verità straordinaria. Chi nasce nei piccoli centri di provincia e ha una passione artistica, in generale viene stimolato probabilmente quasi 10 volte di più. Sembra assurdo, però ci sono meno possibilità. Però proprio per questo chi vive in provincia, perlomeno anni fa, perché adesso con internet e le possibilità è ovvio che si può accedere a qualsiasi biblioteca del mondo, si può andare in qualsiasi mediateca del mondo, eccetera. Però a quel tempo bisognava, è come nasce in un'isola deserta e dover prendere per forza la propria barchetta o zattera, andare fuori per capire cosa succede fuori dai propri confini. E quindi i pochi stimoli, diciamo, evidenti che io vivevo in quel tempo mi hanno portato ad andare spesso soprattutto a Roma, ma spesso anche in Veneto. Mi ricordo a Verona a vedere una mostra di Magritte, a Venezia una mostra di Canova, avevo tipo 14-15 anni, prendevo il treno la mattina e tornavo la sera. Però, Certo. E poi c'è un altro aspetto che forse anche gli abitanti, i cittadini, gli studenti delle vostre parti, quindi Vittorio Veneto, eccetera, sanno che però in provincia c'è un altro aspetto che è un dono prezioso che appartiene a tutte le province del mondo, a tutti i paesini, che c'è una forte identità locale, c'è una forte componente che tu senti quotidianamente che viene proprio dalla identità culturale locale, che è particolare, è piccola, non c'è lo stadio enorme, il San Siro, c'è un campetto locale, però i sentimenti poi che si svolgono in questo luogo sono identici a quelli che si svolgono in un mega stadio olimpico di Milano o di Roma. Penso lo sia anche così per
per Jacopo, che invece E penso abbia infatti, vissuto. volevo tornare proprio da Jacopo per riprendere questo tuo spunto, questo tuo suggerimento, in cui praticamente partendo dalla mia battuta assolutamente ironica, in realtà sono teramano anch'io e per questo con Marco condividiamo, oltre a una passione, condividiamo anche i Natali nella stessa città. La battuta voleva prendere proprio su questo, su quanto la noia in realtà della piccola provincia possa essere uno stimolo per l'immaginazione. Non a caso, e nella selezione di quest'anno del Vittorio Veneto Film Festival abbiamo anche, come dire, una conferma di questa cosa. La maggior parte dei film di avventura per ragazzi sono sempre ambientati in piccoli centri. Pensate anche ai Goonies, a Stranger Things. Non a caso ciò non accade a Manhattan, ma accade in piccoli centri. E Jacopo, per te invece qual è stato il momento in cui hai avuto l'illuminazione o l'evento scatenante la tua passione che ti ha detto, ecco, è questa la strada, è questo il percorso che voglio intraprendere? Allora, io ho iniziato a entrare nel mondo diciamo, dello spettacolo da quando ero piccolino, ma in modo molto soft, cioè non ero totalmente consapevole di ciò che stavo facendo. Ho Però, iniziato però verso i piccolino, perdonami, sei dimmi anni, esattamente l'età perché ai sei, miei occhi lo sei ancora, certo, nonostante la tua carriera. minore. A 6 anni. A 6 anni. Ehm, Ho iniziato con qualche pubblicità e insomma mi piaceva fare quello che facevo. Poi io ero totalmente inconscio del fatto che facendo questa cosa si potessero anche guadagnare dei soldi, perché i soldi alla fine sono l'ultima cosa. Prima viene la passione, prima viene l'impegno, poi quella è l'ultima roba che viene, insieme a tutte le altre ricompense. Certo, è molto vero e molto bello Ehm, quello che dici. esatto, quindi iniziando facendo queste pubblicità, poi allora mi sono accorto che volevo fare qualcosa d'altro, di vero, non mi piaceva più semplicemente tenere il prodotto in mano e fare pubblicità a quello che stavo presentando. Quindi ho iniziato a fare delle puntate in alcune serie, per esempio, la mia prima serie, ho fatto soltanto una puntata, era stata Non uccidere, con Miriam Leone come protagonista. Poi successivamente ho anche continuato questo percorso girando appunto vari cortometraggi, lungometraggi. Il mio primo film è stato Tiro Libero, avevo all'incirca 12 anni quando ho girato il mio primo film e devo dire che quella è stata la mia prima esperienza e un'esperienza fantastica che mi è rimasta nel cuore. Um, e poi adesso deve uscire un altro cortometraggio intitolato La Fiamma, ehm, che sto ancora aspettando che esca. Adesso sta facendo un po' il giro dei festival, ha vinto molti premi, sta vincendo ancora molti premi, anche noi protagonisti stiamo vincendo premi, abbiamo avuto delle nomination. Sono molto orgoglioso di questo lavoro che ho fatto e appunto spero che questo cortometraggio possa arrivare molto avanti. Però ritornando al film, perché del film stiamo parlando, Bernie è stato un progetto fantastico, mi è rimasto molto nel cuore. Tu mi avevi fatto una domanda, quando è stata, sto un po' devando dal discorso, quando è stato proprio il punto in cui Se tu hai c'è stato sentito la vocazione? un evento Esatto, particolare o qualcosa, al di fuori sì, delle primissime esperienze, immagino che a 6 anni tu non sia andato al casting da solo, magari in quel certo, caso è stato sei tuttora. stato introdotto dai tuoi genitori, Mm. come è capitato anche a me e alle mie figlie di fargli fare delle prime occasioni, loro le hanno vissute con una piacevolissima esperienza, ma non è stata ancora, come dire, la loro scelta. Poi a un certo punto di questa tua carriera hai avuto un momento in cui hai deciso, immagino, ora che sei più grande, se non ancora un vero adulto, come no, in anagrafica vorrebbe che ti si chiamasse, ma quando hai avuto l'intuizione che era questa effettivamente la strada. No, ti C'è dirò, stato un io evento in particolare in cui, io come i Blues Brothers, hai visto la luce? questa vocazione, come diceva Marco, l'ho avuta Esatto. gradualmente. Non c'è stato proprio un giorno preciso, un momento preciso in cui ho detto, ecco, questo è quello che voglio fare. Mi sono reso conto pian piano. Per esempio, io qualsiasi cosa che faccio, mi tengo sempre in allenamento.
per esempio qualsiasi cosa che faccio, anche per esempio la cosa più stupida, camminare per casa, prepararsi un panino, la svoglio come se stessi girando un film, praticamente come se fossi ripreso, e questo è un allenamento appunto per cogliere tutto ciò che c'è di naturale in quello che facciamo durante la vita odierna, per poi poterlo riportare al meglio, perché in un film, quando una persona sa di essere registrata, allora tutto quello che fa diventa insomma molto più importante, no? Magari deve, non so, prendere una roba a cavolo e prende un flauto. Magari il flauto, Certo. questa cosa che sta tenendo è la cosa più importante del mondo, mentre io mi esercito a vedere, a osservarmi, a osservare quello che faccio durante la vita in modo del tutto inconscio, normale, per poi poterlo riportare al meglio in un film in modo naturale. E più sei naturale, più la gente crede a quello che fai, più allora il tuo compito d'attore viene bene. E quindi io questa vocazione ho sentito di averla pian piano in questo percorso. Poi devo dire che una situazione fondamentale nella quale mi sono trovato è stata la quarantena, che per me ha avuto un aspetto positivo. Ehm, e io mi sono trasferito con tutta la mia famiglia in montagna, ho passato la quarantena in montagna, ma non soltanto quel breve periodo in cui non si poteva uscire, ma da marzo fino a settembre. Mi sono stato isolato in una casa in montagna, in mezzo al bosco, senza fare niente, non avevo niente da fare. Quindi mi sono, insomma, è stato un stimolo per me. Infatti mi sono messo a scrivere delle sceneggiature, ho comprato un microfono direzionale per girare delle mie cose. Poi è anche venuto un mio amico, col quale appunto ho girato Bernie, Lorenzo Della Pasqua, che interpretava Orlando. Noi siamo diventati molto amici nella vita reale. Quindi è venuto da me, abbiamo insieme girato molti provini, poi sono andato da lui in Emilia-Romagna, abbiamo girato insomma, delle puntate di una serie ma in modo amatoriale, di una parodia. Abbiamo registrato varie cose, insomma, e ci siamo tenuti in allenamento a vicenda. Quindi sperimenti anche tu, come stava dicendo prima Marco, avere anche con una semplice videocamera, ma con molta immaginazione, con molto lavoro, si può comunque svolgere anche un lavoro professionale. Poi la sperimentazione serve proprio a questo, no? A testare le Esatto. proprie capacità, i propri mezzi. E, mi dicono dalla regia che abbiamo un'altra domanda dalla scuola. Prego la regia di leggerla. Da dove arriva? Ludovico da Brescia chiede in quanti erano nella troupe e in quanto tempo è stato Mhm. girato il film. Perfetto. Grazie Ludovico. Rispondo io? Prego Marco. Allora, la troupe era composta sul set, eravamo più o meno una 40-45, nei giorni più piccoli, diciamo, più con meno persone. Ci sono stati dei momenti in cui c'erano circa 15-16 persone in più e arrivavamo tipo a 50-55 tipo. Cioè non lo so, la squadra di fotografia erano 6 o 7 persone, per i costumi erano 3 o 4, per la scenografia erano 3, 4, 5 persone, la parte di produzione erano tipo 6 e così si arriva facile. Poi c'era la parte del trucco, poi ecco, ci sono stati dei momenti, forse ecco, c'è stata una scena molto complessa in cui c'erano contemporaneamente tutti gli attori, diciamo, principali, oltre ai 2 protagonisti, c'erano anche altre 5 o 6 ragazze che erano le amiche e gli amici di Bernie, e Ecco, poi questo c'erano altri ricordiamo sempre comunque in era pre-Covid, quindi non erano, come dire, tutto aggregamenti illegali. pre-Covid, era Esatto. tutto quando ancora era tutto tranquillo. E lì, e in quel giorno lì appunto c'è poi l'aiuto regista, l'assistente o 2 assistenti, lì c'è, questo è stato il massimo. Per quanto riguarda i giorni di ripresa, mi sembra siano stati 23 o 24 nell'arco di un mese, perché poi è capitato anche il periodo in cui c'era tipo l'1-2 di novembre, c'erano delle feste comandate per cui non si poteva lavorare. Più o meno sono stati sui 23 o 24, 25 giorni, una cosa del E genere, in abbiamo girato. questo, e in questi 24 giorni, in quanti all'interno
del Museo Egizio di Torino, che permettimi di ricordare, dopo quello del Cairo e forse il British Museum a Londra, è credo il più grande museo di storia egizia al mondo. Sì, Quanto e tempo addirittura, avete? a parte che mi sembra che sia il secondo del mondo per quantità di materiali contenuti. È un Grazie posto ovviamente. fantastico, assolutamente Sì, sì. fantastico. Lo consigliamo ovviamente a tutti di visitarlo almeno una volta nella vita. Sì. Poi, no, e invece diciamo, quando abbiamo girato al museo, poiché bisognava per forza andare a girare quando il museo era chiuso, perché non si poteva stoppare tutte le... non si potevano scusa, sono in diretta con mia amica. Stava passando mia moglie qui senza sapere che ero in diretta, però se vuoi puoi passare, andava a riprendere il cane. Scusate, ma ecco, se vuoi prenderlo, puoi prenderlo. Cioè, siamo con 300.000 Siamo tre amici. studenti. Siamo... Quindi dicevo, abbiamo dovuto girare il lunedì pomeriggio. Ogni giorno di lunedì pomeriggio, tipo alle 2 si iniziava a girare. Quindi noi abbiamo girato ogni settimana, per 3 volte andavamo al Museo Egizio a girare, perché sarebbe stato troppo dispendioso e complicato bloccare gli ingressi per girare noi in qualsiasi momento. Poi quindi abbiamo girato dalle 2 di pomeriggio fino alle, mi sembra, alle 10 di sera, perché, anzi alle 9 di sera, perché i ragazzi minorenni non possono girare più di 7-8 ore al giorno. Anche se i genitori dicono ok, sì, girate, non vi preoccupate, schiavizzate sto bambino che mi fa disperare, non si può, per legge non si può. Assolutamente. Quindi noi non Jacopo, potevamo... quanti anni aveva sul set? Avete girato nel 2018-2019? 2018? 2018 abbiamo girato. Jacopo Jacopo aveva... 14-15. Io ho compiuto gli anni sul set, come ho fatto con Tiro Hai Libero, compiuto gli ed è anni sul set? fantastico compiere gli anni Ah sul sì, set, tra è una l'altro la cosa cosa... bellissima. Ma tanti Ma tu auguri, avevi... quindi è stato recente il tuo compleanno. Quando è il tuo compleanno? È stato il 5 novembre, Ah, è il 5 novembre, va bene, tanti auguri in ritardo. Tanti in auguri in ritardo. ritardissimo. Scusami, tu Grazie. avevi dai 14 ai 15 anni? No, io dai 13 ai 14, io avevo 13 anni quando Esatto. giravo. 14. E quindi Ricordo questo. festeggiato direttamente con Cheope. Ma anche con Emily, perché anche lei ha compiuto gli anni sul set, siamo tipo 2 giorni di differenza, non lo so, pochissimo. E allora è proprio un set magico, dai. Sì, sì, No, ma assolutamente. la cosa interessante qual è che noi della troupe, soprattutto quelli di produzione, attendevano questo compleanno perché per le leggi giuste del mondo cinematografico, la legislazione cinematografica impone che fino a 13 anni puoi girare tipo 7 ore al giorno massimo. Sì. Da 14 a 16 puoi girare tipo 8 ore, 9 ore. Quindi da quel giorno in poi abbiamo cambiato diciamo, il piano di lavorazione perché Jacopo avrebbe potuto girare 2 ore in più al giorno. Sembra poco, ma avere 2 ore, cioè anche molto spesso noi finivamo 2 ore prima perché non potevamo girare con altri, capito? Perché non eravamo adulti, perché il film è tutto interamente per la massima, cioè si è sempre con i ragazzi, tranne in 2 parti in cui ci sono questi 2 cattivi, ma sono piccole parti, il resto noi siamo sempre dietro ai 2 protagonisti. Anzi, proprio per questo dico, ragazzi, siccome il film è straordinario e parla dei cattivi che vogliono rubare il cuore, questo lo vedete nel film, il cuore ecco questo, vogliono rubare il cuore, è lui, quello. sì, è proprio lui. Siccome vogliono rubare il cuore del protagonista, vogliono ucciderlo proprio nel film, i cattivi non sono cattivi per finta, sono dei cattivi che vogliono strappare dal cuore, cioè dal petto, il cuore del faraone, perché pensano che strappando questo cuore anche loro diventano invincibili e riescono ad avere i poteri degli antichi egizi di rinascere. E quindi per tutto il tempo nella storia noi seguiamo le avventure di questa Bernie, che è una giovane adolescente che ha la passione del calcio, che è tra l'altro
messa veramente sempre, cioè, sempre trattata male dalle amiche, dalle compagne di scuola, è sempre in difficoltà, si sente sempre inadeguata, riesce a trovare l'amicizia di questa mummia e quindi cosa succede? Lei crede che appunto stia nascendo questa felice e tranquilla amicizia, ma invece si ritrovano tutti e due catapultati in un viaggio per sopravvivere, perché appunto hanno questi cattivi alle spalle che vogliono strappare il cuore, uccidere brutalmente il giovane faraone che si è appena risvegliato e prenderne il cuore per diventare invincibili. E questo, e quindi vi suggerisco di vederlo con attenzione, e se ci stanno seguendo appunto dei maestri, delle professoresse, non so se elementari o medie, però in quarta elementare normalmente si studiano gli egizi. Il film, posso rassicurare i docenti, i maestri, le maestre, è stato girato con una precisione filologica assoluta, cioè tutto quello che si vede che avviene, tranne ovviamente la mummia che rinasce, tutto quello che succede è diciamo, giustificato dalla storia di questa civiltà. Cioè tutti i riferimenti non sono inventati in sceneggiatura, ma partono da una verità storica didascalica. Quindi si parla di vasi canopi, Questo ovviamente è molto importante, lì dove si ricrea appunto questo universo che ci avete così magnificamente raccontato, pieno di fantasia, anche di effetti speciali, e di un grandissimo attore e una grandissima attrice, perché ricordiamo, salutiamo anche la Berni da casa. E, oltre a questo ci sono dei riferimenti storici però che sono molto, molto forti, molto evidenti, anche perché avete girato proprio appunto in location nel Museo Egizio. Quindi possiamo darlo come suggerimento ai maestri di storia per utilizzarlo anche come riferimento proprio storico Secondo me, di una parte della storia egizia. sì, sicuramente sì, perché appunto il professore può leggere prima la maestra, il maestro possono leggere, studiare la parte sul libro di storia e poi ritrovare questi aspetti nel film, oppure il contrario, perché comunque c'è c'è una filologia rispettata che secondo me è importante. Anche come pensa poi come penserebbe una mummia se si risvegliasse e avesse a che fare col presente. No? È ovvio che un cellulare non sa cosa sia, Certo. non sa cos'è un accendino tascabile, quindi è un esercizio del cosiddetto se fosse interessante, cioè se una mummia, se un antico romano arrivasse qui da noi, di cosa si stupirebbe? Probabilmente di tutto, se arrivasse in una città. No? Assolutamente. E nel film c'è tutta questa storia raccontata. Anche e soprattutto, ecco, interessante anche vedere una cosa molto bella, a proposito di diritti, no? I diritti di ognuno, il rispetto dei diritti. A un certo punto, ovviamente, questa mummia, questo faraone, si comporta verso questa ragazza come si comporterebbe un faraone, no? Cioè ritenendola una sua schiava, un'ancella, una persona che deve servirlo e riverirlo, deve porgergli le vesti e così via, perché i faraoni a quel tempo così vivevano, no? Erano dei dittatori assoluti, dei despoti che avevano ovviamente nella loro corte schiavi, schiave, servi, ancelle, tutte queste cose, una corte di disponibilità. E lì notiamo come reagisce la ragazzina Emily Berni nella storia quando un faraone si comporta, cioè la tratta come se fosse la sua schiava, ed è bello vedere come lei dice no, attenzione, stop al televoto, non sei tu che... Stop al televoto, e invece noi diciamo via al televoto, perché lo ricordo ancora, Berni il giovane faraone è visibile sulla nostra piattaforma da ieri, inizierete a votarlo da settimana prossima,
Quindi mi raccomando ragazzi, andate a vederlo, scrivete le vostre recensioni ed inviatecele a scuole-Vittoria Film Festival per ricevere alla fine del festival una piacevolissima sorpresa. Da sabato mi dicono che il televoto è aperto da sabato, quindi votate Bernie, il giovane faraone, se il film vi è piaciuto. Abbiamo Marco, Jacopo, grazie di essere stati con noi, ma abbiamo ancora un'ultima domanda da una scuola, da Francesco da chiede. Milano, che ci chiede: Francesco chiede, c'è stato qualcosa che è successo durante le riprese che vi ha particolarmente divertiti? in pochissimo tempo che la campanella sta suonando, c'è qualche evento rispondo particolare io. al di fuori dell'essere dell'essere rinchiusi all'interno di un sarcofago, nel festeggiare 2 compleanni? C'è qualcos'altro che volete raccontare all'interno del set? Qualche aneddoto, Rispondo io. Jacopo? Allora, praticamente durante la ripresa del film praticamente c'è una partita a un gioco da tavolo dell'antichità e praticamente bisognava muovere delle pedine per far arrivare la pedina alla fine di questo percorso. Soltanto che Emily, Bernie, giocava per conto della Sfinge, quindi lei praticamente muoveva con la mente le caselle, cioè le pedine. Soltanto che noi non dovevamo toccarla, perché poi sembrava che la pedina si muovesse in post-produzione. Quindi ci sono quegli attacchi di ridarella, di stress che capitano durante il set. Quindi lei non doveva muovere la casella e io dovevo dire, oh, ma si è mossa da sola, però questa restava ferma. Allora lei si è messa a ridere perché le faceva ridere sta cosa. Allora mi sono messo a ridere anch'io, ho detto, vai, dai, giriamola. Sempre la scena dopo si continuava a ridere perché era una cosa stupidissima, quindi magari raccontata così non fa ridere, però al momento mi ha fatto ridere un No, casino. immaginiamo. Avete creato tanto materiale cosiddetto B-roll per poi fare tutta una serie di Esatto. bloopers e di contenuti extra per il DVD. Quando Oh, ma scappa poi la c'è un'altra cosa. alla fine. Poi l'ultima cosa la posso dire io, bellissima, è che io sono veramente sul set, sono tanto affettuoso, ma anche veramente cattivissimo, super cattivo con gli attori in senso affettuoso e faccio i dispetti Immaginiamo, apposta, sappiamo apposta, bene. perché ovviamente si crea un rapporto particolare, perché poi gli attori sono veramente, sono materiale carne viva che tu devi plasmare, ma non è che puoi distruggerli, devi volergli bene per forza, no? Allora Certo. a un certo punto nel film c'è una scena, diciamo, di amore ovviamente sempre relativa, no? E allora io mi ricordo che siccome tutti e due erano mezzi fidanzati e mezzi no, c'era un po' di difficoltà, non è che potevi baciarti con scioltezza così, non è che perché ognuno c'aveva. Allora io apposta facevo sbagliare, stoppavo, apposta per creare sempre più imbarazzo in questi due giovani implumi studentelli che dovevano baciarsi. E poi li pigliavo in giro, tipo dicevo, dai Emily, che Jacopo mi ha detto che si è innamorato di te. E lei, non è vero, sì, mi ha detto lui di ripetere sempre la scena, ripetiamola. Però ovviamente era un momento, diciamo, di leggerezza apposta per divertirsi, Quindi se per volete vedermi molta. anche questo momento di puro romanticismo creato dalla perfida mente del regista e magicamente interpretato da Emily e da Jacopo, mi raccomando, ancora una volta andate a vedere immediatamente Bernie e il giovane Faraone. E votatelo, Marco, altrimenti e votatelo, votatelo da sabato, votatelo pesantemente altrimenti da sabato. esatto. Aiutateci anche voi a promuoverlo attraverso le vostre piattaforme, che so che siete entrambi seguitissimi. E Marco, Jacopo, grazie di essere stati con noi e davvero al Vittorio Veneto Film Festival avrete sempre un personalissimo red carpet. Buon Grazie. proseguimento di giornata. Grazie mille, ciao, alla Ciao, prossima. grazie. Ciao a tutti. Grazie a voi e grazie a tutti voi che ci avete seguito ancora, chi dalla didattica a distanza o chi fortunatamente da scuola. Bernie, il giovane faraone, rimarrà con noi fino a sabato, nel momento in cui partiranno
le votazioni, quindi mi raccomando, andatelo a vedere e votatelo e scrivete una recensione a scuole@Vittorio Film Festival. Da Vittorio Veneto a tutti voi un caloroso virtuale abbraccio e un buon proseguimento di giornata. A presto!